Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano. Allora, Fioi, sono riuscito a scaricare una patch di PES 2016. Non è la solita patch della Galaxy, ma è una patch portoghese, penso. E niente, Fioi, siamo qua. Ho scelto il Frosinone per la diventa un figo. Facciamo un video con una partita e vediamo se la serie può ancora interessare. Visto che insomma ormai PES da lontano 2013 che ho fatto questa serie qua, vediamo un po' come va, se può piacere io la vado a fare, se no me la gioco per i cazzi miei. Prima giornata Frosinone-Sassuolo, vediamo se la grande coppia Ciofani-Veneziano riesce a spaccare il culo a tutti. Ok, tanto l'Atletico Madrid annuncia di aver preso di Natale. Eccoci qua ragazzi. Ah cazzo, ho tenuto la lingua, vabbè. Prima giornata ragazzi, sono contro il Sassuolo, sarà durissima, sarà molto dura. Camera. Vediamo. Ok. Vai ragazzi, e si parte, inizia la stagione. Inizia la Serie A, vediamo cosa riesce a fare il Cume al Frosinone Calcio. Pallaccio subito proprio. Siamo a livello massimo ragazzi, quindi mi sono messo a 73 di forza. Perché se no, Fio, lo sappiamo, le bestemmie questo gioco, entra subito il Cume di testa! E subito paratone. È partita bomba, Fio, eh? Attenzione, mamma mia. Cazzo. Subito ragazzi, il veneziano di testa stava per segnare il suo primo gol in Serie A. Dai, Fio. Dai che ci siamo. Il Cume prova la spondona, niente da fare. Passa la Madonna. Cominciano già le bestemmie ragazzi, cominciano già. L'obiettivo è chiaramente salvare la squadra e cercare di fare più gol possibili per andare via. Buono. Ah, peccato, che sfiga. Ovviamente i miei punti forti sono il gioco aereo e gli ultimi metri in area. Veramente non la velocità, il passaggio, i dribbling. Una tipica torre di una volta, tipico centravanti anni 80 e 90. Come recupera una gran palla però, eh? Vai Ciofani. Oh. Due punte pesanti abbiamo, eh? Due punte molto pesanti. Versatili. Berardo. Dai cazzo al Matusa, voglio cominciare con la vittoria. Bellissimo Cume. Ah, la palla sbaglia. Sugli spalti avevamo anche la ciociara di avanti a un altro. Mamma mia il Cume, cosa ha tirato? C'è anche la ciociara, Fioi. Pronta a trombare col Cume in caso di vittoria di testa, il Cume! Peccato. Berardone. Occhio al Bera. Dai Cume la spondona, niente da fare. Ma recuperiamo ancora noi, dai che andiamo. È la super coppia. Biondini recupera. Non stiamo giocando male, la prima partita però è sempre positiva di solito, poi andiamo in peggiorando. Aia.
Occhio a Sergio Floccari. Berardi, gol. Eccola là, appena detto. Berardi pulisce. Vabbè, calma. Primo tempo 1-0, dominiamo noi. Fino al Sassuolo. Guarda come sono fatti bene i giocatori. Perfino Donnarumma la faccia ufficiale. Bella sta pace. Bravo, che recupera molto bene. Dai, figlio. Beh, la telecronaca inglese è molto meglio di quella italiana. Ah, il come non ce la fa. Dopo un gol stupido, ma d'altronde insomma la difesa non è il nostro forte sicuramente. Dobbiamo lottare per la salvezza proprio fino all'ultimissimo secondo. Faccio ai ai ai. Bravo portiere. Non ci sia il bug dell'altro anno. Pure lì con i rinvii. Molto bene, dai che è nostra. Bravissimo che la tiene in gioco. Ah, vabbè, calcio d'angolo, dai. Dai che ci siamo. No, troppo sul portiere. Niente. L'abbiamo chiamato troppo presto. Vai come spondona, grandissima sponda. Dai, non stiamo giocando male. Non stiamo giocando male. Vai come l'incornata. Cazzo, si domina, ma già perdiamo. Porca. Berardi, madonna, meno male che ha sbagliato il Bera. Meno male che ha sbagliato il Bera. Bella questa. Il come non ci arriva per un pelo. Per un pelo di figa, porca. Stiamo giocando la partita, peccato, veramente. Qualcuno, gran passaggio. Bella azione del Frosi. Bella azione del Frosi. Il cubo, niente da fare. Il cubo in area. Il cubo la mette in mezzo. Per nessuno. Ah, Dio Cristo. Dominio totale ma non basta. Bravo Ciufa. Non ci voglio credere come me l'ha presa. Come me l'ha presa il porco, non ci voglio. Peccato, abbiamo fatto una buona partita, meritavamo almeno un gol, ma purtroppo noi paghiamo. Oh dai, sembra migliorato molto il gameplay però, eh. Vai Kuma, il Kuma sopra canna. Ma poi non riusciamo. Tira! Tira! Fuori gioco. Brutto offside. Brutto offside. Per fare non riusciamo a trovare il gol. Faccio il flocca. Vai Kuma. Il Kuma lancia. Vai vecchio, ti prego segna. Lentissimo. Lentissimo. Va bene, perdiamo una zona e facciamo un'altra. Siamo ancora in casa contro la Roma e per queste due partite non taglio, chiaramente poi vedrò anche di aumentare il tempo. Vai Fioi, vediamo un po'. Con la Roma sarà durissima. Dai che la Sociale ha promesso che me la dà se riusciamo a fare almeno un pareggio. Se segno un gol, ciao Fioi. Rudiger. Maicon. Ma che voglio fare punti oggi, ce la possiamo fare.
La Roma è una bella squadra, cioè che sbocciano tutti i giocatori di livello abbastanza superiore. Kevin Strootman, Maicon. Oh, c'ho Maicon. Anche le finte Maicon. Gioca a lungo sta partita. Vai Kuma. Vuoi fare passaggi tranquilli perché non dobbiamo sprecare energie. Ecco. Già abbastanza. Oh, Edin Dzeko, fioi. Per Salah, bellissimo che gioco per Salah. Attenzione all'egiziano. Attenzione all'egiziano, Edin Dzeko, Dzeko. Nainggolan, fioi, non mi fa vedere palla, molto bene. Subito il subito il come comincia cattivo. Subito il come comincia bello cattivo. Dzeko gioca molto bene il pallone alla Roma. Però Dzeko per fortuna è lento. Come un porco. Vai Kume. Bravo Kume. Vai subito, bravissimo. Bellissima azione del Frosi. Bellissima azione del Frosi. E il Kume la mette. E il Kume la mette. 1-0. Io sto qui. E silenzio, fioi. Subito il Kume timbra il cartellino. Guarda che azione, raga. Il Kume. Ancora tac. Tac subito. E guardate che cross veneziano di punta anticipa De Santis. Bravi fioi. Bravi ragazzi. Primo gol in Serie A per il Kume. Che a 18 anni vuole essere la rivelazione. Attenzione Salah. Per Edin Dzeko. A Strootman. Salah. Roba nostra. Vai un bel rinvio. Veneziano prova la spondona. Ma recupera Rudiger. Braccio Ciara ha fatto vedere le tettone al gol del Kume, ricordo sempre. Profilo Instagram, commenda_ veneziano. E potete seguire le trombate del Kume. Vai fieri. Perotti. Dzeko. Attenzione a Miralem. Ai, questa è bruttina, se Miralem fa il cross so cazzo. Ciao. Recupera molto bene la difesa Ciociara. Bello sto passaggio, niente da fare. Nainggolan. Kevin Strootman. Maicon. La Roma non se l'aspettava questo 1-0 così di veneziano, paff. Questo 18enne pazzo. Pjanic molto incazzato, Vai. Ma dobbiamo tenere, sarebbe fondamentale questi 3 punti così con la Roma. La partita giocata forse meno bene della precedente, ma nella prima occasione le abbiamo messa in culo al buon De Santis. Bravo Cuba, spondona. Bravo, che aggancio di veneziano. Ah, dopo dorme lungo, chi è lungo quello là. Perotti, Digne. Attenzione Perottino si invola. La Roma attacca adesso, deve assolutamente pareggiare. Perotti fa quel che vuole, Nainggolan entra in area, il Nainggo, Salah, ai Salah. Grandi fiori. Mamma che contropiede. Super contropiede. Vai Frosi. Bravi. Era proprio il Kume lentissimo. Purtroppo lentissimo il Kume a dribblare, quindi l'abbiamo persa subito. Allora, la Roma non ci sta impensierendo fino adesso,
Non più di tanto. Ecco, l'ho detto, eccolo qua l'1-1. Senza nel colosso. Il colosso Maicon sa la roba nostra, bravissimo Leali. Merda, Nainggolan. Edin Dzeko. Nainggo. Sbarro come ammazza la gente così. 72esimo. Perottino. Perottino per Digna si invola. Vocio, Fioiocio, Perotti, Dzeko. Che culo di me, no. Attenzione a Edin Dzeko. Buttala via quella cazzo di palla, mamma mia. Niente, rincoglioniti, Salah. Dzeko per Strootman. Meno male che è lunga. Veneziano ammonito, vabbè. Cosa fa? Sembra un culattone. Ma no, ma come cazzo si protesta? Come i culattoni? Ma no, con tutto rispetto, Vabbè, stiamo attenti che qua noi con i cartellini siamo famosi. Oh, entra Ciofani. Ecco, le sponde comendiane classiche, però questa non è andata bene. 84esimo. E il Kuma non la prende a Nainggolan. Saliu-chan. Dzeko. Salah, bravissimo, madonna, chi è stato fatto un figo. Vai Kuma, il Kuma si invola. Sì, i coglioni si invola. Siamo lentissimi, siamo anche stanchi. Dai, teniamola, manca un minuto. Bravo Kumes. E dopo la sbaglia. E si va a vincere comunque grazie a 1-0 pesantissimo, primo gol di Veneziano. Stasera si tromba. Raga, un saluto dal comandone Veneziano. Aspetto commenti per capire se la serie può interessare o no. Ciao!